Trieste becomes the stage for Industria Europa, Confindustria Friuli Venezia Giulia's major annual assembly. From the Generali Convention Center, industry and institutions discuss competitiveness, sustainability, and the future of European enterprise. Serve più che regole più semplici, ma serve anche un forte processo riformatore dell'Unione Europea, perché andando avanti in questa direzione ho paura che l'Unione Europea venga meno e sia una deflagrazione dell'Unione Europea stessa. Chi è critico verso l'Unione Europea, e lo fa in modo costruttivo, sia ben chiaro, però penso che sia il vero difensore dell'Unione Europea. In questi anni purtroppo abbiamo visto invece una criticità. Qualsiasi cosa arrivasse d'Europa era come un dettame non scelto dagli uomini ma da una divinità. Così non può essere. Non a caso questa acriticità ha portato a una situazione che oggettivamente oggi è allarmante, non soltanto per l'Unione Europea ma per le imprese e i cittadini del continente. È il nostro tessuto produttivo, è quello che crea reddito e crea anche le imposte per garantire i servizi ai cittadini. Ovviamente è fondamentale stare vicino al mondo produttivo, senza come fa purtroppo una parte politica, una demonizzazione dell'impresa e dell'imprenditore, ma invece un'alleanza ovviamente all'interno di regole, ma che possa creare sviluppo al nostro Paese e per quanto ci riguarda la nostra regione. Anche i dati economici che ha fatto emergere l'INPS proprio in queste giornate testimoniano che il Friuli Venezia Giulia continua a crescere, continua a garantire una forte occupazione, è la regione o tra le regioni d'Italia che ha il più basso gender gap, cioè la differenza di occupazione tra uomini e donne, e quindi di questo ne andiamo orgogliosi perché è una comunità che si è mossa insieme. E rispetto magari all'opposizione della regione che fa conferenze stampa dicendo che va tutto male, i dati testimoniano l'esatto opposto.